per farvi capire, adesso non è che stiamo qua a guardarlo tutto quanto, ovviamente. A goccia pa sto testo de darsi lo slusato. Chi non parla brasiliano va in galera. Ok? Non so se vedi il manco i coeuri, se vedi, grosso modo. Perfetto. Sì, un Però, mucchio si di vede. colori. Perfetto. Ecco. Allora, perché non ti fatto sta roba qua? La domanda se uno mi dice ma perché te sei messo a fare sta roba qua? Mi risponderia che la domanda se è giusta ma sbagliata. Ma se è giusta perché se uno mi fa sta domanda mi rispondo. Ma la domanda è perché non l'ha mai fatto nessun altro prima? Voglio dire, sul relatorio del Sol Talian c'è scritto, dopo che vi faccio vedere, delle robe improprie e incoerenti tra le ore. Questi sono degli elementi veri, sicuramente, ma è quella che dal punto di vista scientifico si può chiamarla una giusta posizione degli elementi, che vuol dire mettere vicini certi tocchi che fa apparire l'immagine di una certa idea, ma in realtà non è dimostrata, non si è provata. La sua maniera per dire cosa che è sto Veneto, se ci appare dei testi, e questo è uno solo, e non basta un testo solo, non basta. Però sto qual è il metodo? Ci appare dei testi e dire, e domandarsi, e quantificare, perché la scienza non è solo teoria, anzi non è teoria, è mettere le manine e quantificare su il documento che do, le influenze che mi dico che è. Se viene detto che il Talian, e si chiama Talian, perché non è mia solo Veneto, ma è una mistura di varietà dialettali in Italia, già questo si è sbagliato. Ma ignoremo questo aspetto qua. Quando gli dice che è il 54% Veneto, perché le persone che veniva dalla regione Veneto era il 54%, allora vuol dire che la lingua che parlevi altri e se Veneto è il 54%, sta roba qua non sta né in cielo né in terra. Perché se no, è come dire che siccome che gli abitanti del Brasile par e il 12% i viene dall'Italia, allora il portoghese brasiliano pa il 12% e sei italiano. Ma che discorso sei? Questo non è un discorso scientifico. Un discorso scientifico è un discorso non a priori, è un discorso popperianamente, alla Popper, che va a falsificare e per essere falsificata è da accettare umilmente di falsificarsi. Non deve essere un principio di fede o mettere insieme due elementi che non sta in piedi uno con che altro. Se no, facciamo il discorso di prima, no? E il gatto col zucchero fuori è diventato un dolce. Perché? Perché i dolci che il zucchero. Non può essere così, eh? Però andiamo a vedere. Perché mi per primo, quando che uno dice una roba, non è che dico a se sbagliata perché è sbagliata, ma tutto il metodo scientifico è questo qua. Andiamo a vedere, andiamo a ciapparsi in man e tentare di individuare e nucleare per dopo quantificare i fenomeni. Allora, dopo aver fatto vedere un tocchettino, vi dico, non so, ti si tiquio da Vicenza, Fernando, mi sono trasferito a Treviso, adesso qua ho perso il vizio, capito? A parte che si dice che no, sai che sostenitore dei maniagati non si sa ben come si dice, quello che fosse il momento storico che sia una sua sta roba, perché come si dice, i gatti sono sempre stati mangiati da tutti quando era fame, come anche i cani, per disgrazia. D'altronde, durante gli assedi, si dice che durante l'assedio del 1509, mi pare, del Massimiliano d'Asburgo a Padova, i padovani, dopo mesi di assedio, per fargli vedere chi aveva ancora da mangiare, i capi è fatto correre i gatti sui muri per fargli vedere a quei fora che c'era ancora da mangiare anche i gatti eventualmente. Come dire, se vuoi assediare andare avanti ancora, gli altri mangiamo qui stesso. No, ecco. Per dire, quindi
dopo il discorso dei gatti che mangia i sorsi da peste, ma insomma, vabbè, adesso Fernando mi ha dato questo input, sono partito col gatto, ma non importa. Ecco, dicevo, torniamo da qua. Leggenda, come se che se puoi analizzare un testo. E ora, in rosso, quello che sia italianismo puro, proprio una parola che la se do parata tipicamente proprio dall'italiano. In verde invece un brasilianismo puro. Quando che una parola ha un appellativo tipo o comunque come si dice, la designa una roba tipicamente locale tipo cacciassa, per esempio, che è sul testo qua che se lo segna in verde vuol dire che è brasiliano, ma sbarà vuol dire che non abbiamo da contarlo, perché se mi dico sono andato a mangiare il sushi, non sai che so io parlare giapponese, sai che voglio mangiare il sushi. Ma il P dico che voglio mangiare il pesce crudo con l'alga e il riso in rodoia, facciamo sushi. No, perfetto. Allora qui le descomputiamo. In colore rosetta salmon, a proposito del sushi, l'italianizzazione pre-emigrazione, che vuol dire che esiste delle forme di italianizzazione che esiste anche in Veneto adesso e che si vedeva già prima. Vabbè? Alcuni elementi di italianizzazione, ma che vuol dire che questi qua viene già dall'Italia. In ble è un carattere tipicamente veneto, che è assente in italiano. In azzurro un carattere sicuramente veneto, assente in italiano, ma che se è presente, se in comune anche col lombardo principalmente, o con altre lingue del nord dell'Italia. In Zaio, caratteristiche che sono proprie del Veneto brasiliano, che non è né veneto né brasiliano, ma è veneto brasiliano proprio. Non evidenzia robe che si potrebbe cattare compagni anche in francese o in spagnolo. Di conseguenza fa parte del dominio romanzo. Tutte le lingue romanze e varia stessi punti, stesse raize. No? Per esempio, se mi scrivo la parola in veneto, scrivo la parola valor. Se puoi dire che sei veneto ma non sei portoghese? No. Se puoi dire che lei è portoghese ma non sei veneto? No, perché lei è anche spagnolo. Giusto? E ora sto qua fa parte del dominio romanzo, cioè del dominio di tutte le lingue che mi fuori dal latino. E se catarà anche in toscano, quindi in italiano, se catarà in lombardo, in siciliano, in catalano, in terzo forma se catarà anche in, come si dice, in francese, e avanti così. In Vioia, i tratti dove che Veneto e Italiano si somiglia, ma che non entra niente né il furlan né il lombardo. Perché, tanto per farvi un esempio, visto che si dice che se vuoi un po' avere qualche elemento, per quei che dice che il Veneto va dentro il furlan, in furlan, intanto la K e la G, anche a seguire da una A, le diventa G e C. Di conseguenza, il gatto diventa Giat. Cioè, meglio poco, non avevo mai sentito questa roba qua. Non esiste niente questa roba qua in italiano. Niente. Mia solo questa roba qua, in furlan come in ladin, e il plurale è in S come il brasiliano, come il francese, come il spagnolo, come il portoghese, insomma. E di conseguenza, questi elementi qua, che pure saria fassi nell'area lusofona, dove si parla portoghese, in Brasile, il fatto che il plurale veniva fatto in S, uno può dire, beh, un furlan che fa il plurale in S e si catara ben a fare il plurale in S, perché anche in brasiliano si fa il plurale in S. E invece no, resta col plurale in I, per esempio, non so, non mi viene una parola, so bottoni invece che bottons, per capirsi. Ecco. O i sbotonis. Ecco. Quindi, se uno c'ha in mano il furlan, adesso io non sono un esperto del furlan, ma ne conosco abbastanza le caratteristiche per dirvi dove che sto furlan ghese o non ghese, e posso dire che mi non catto niente, non catto una roba del furlan. Una. Uno dice il manco quea. No, non se ne catta una. O è in comune con o è tutte quelle del Veneto, o è in comune comunque anche con l'italiano, o è in comune anche con il lombardo,
Ma una robe principalmente venete esiste? Sì, anche ascoltando gli audio e se sente robe che magari in te scritto non si vede, ma una roba che la si è de Furlan, mi non l'avevo mai cattata. Mi non mi ha visto tutti i testi veneti, del veneto brasiliano, dell'italiano, vero? Però statisticamente picche che nell'ESO, picche che hauria da Qatar. E invece de Furlano che se niente. E ora bisogna pure che se domandiamo come che si fa a dire che cosa hai scritto il 4,5% del Veneto, del Talian, e se chiama Talian perché il 4,5% è Furlan. Ma sul 4,5%, visto che è matematica non si mia opinione, vuol dire che ogni 100 parole che ne capo 4 e mesa, che se in realtà furlane. Se non sia parola, se la forma fonoeosica, morfoeosica, un elemento di sintasse. No, invece che vuol dire una ogni 20 parole. Una parola furlana ogni riga è mesa. E non ha che se. E ora che studio si sta fatto? Si sta fatto la giusta posizione dei dati per suggerire che sia to Furlan dentro, ma non che sei, ma non sei che me la ciappo col Furlan, ma se perché il Furlan, siccome che è sufficientemente tanto diverso, cioè il Veneto e il Lombardo sono tanto più somiglianti, di conseguenza se fatica a dire questo è Veneto e questo non è Veneto, ok? Eppure qualcosa si può fare, casi che ne sei. E anche del Lombardo mi stento a dire questo è un carattere proprio lombardo. Forse alcune italianizzazioni le è passate perché le è passate anche tramite il lombardo. Questo potrebbe essere. Però è sempre italianizzazione, solo che il lombardo che c'è due prima. E il Furlan invece è tanto diverso e ora se fassi catarlo, siccome che se vede subito, è come cercare il bianco in mezzo al moro, se ti fassi catare il Furlan. Ma apposta perché se ti fassi non sei buoni catarlo. E ora dove sei? E sta roba pone un problema come si dice, un problema di metodo. Che metodo è stato per dare che le percentuali? Se intendeva che percentuali, il famoso 54% Veneto, 7%, adesso non mi ricordo neanche, avevo anche qua, aspetta che ve le dico, che avevo viste prima. Oh signor, adesso che problema che ho qua. Non mi ha a vederle, mi tocca vederla dal telefono. Va bene, dopo vi dico anche le percentuali. Se noi non cattiamo questi numeri che loro ne danno, non li cattiamo e non ne dice da dove che viene. Ecco qua, ho cattato, ve dico. Allora, região de origem, principalmente de 4 regiões. Veneto, 54%, Lombardia, 33%, Trentino Alto Adige, 7%, Friuli, Venezia, Giulia, 4,5%. Tutto il resto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, 1,5%. Ma ste qua, se le origini delle persone sono una comunità linguistica, non sai che da dove che te vieni, te metti a tua quota come che fosse una corporation, una società per azione, siccome che mi metto 100 euro e ora ho 100 azioni della lingua. Non funziona così. Conforme il gruppo e poi se sa bene che chi ha la maggioranza porta a casa il risultato. Se il 54% dei parlanti mi viene dal Veneto, è altamente probabile che la stragrande maggioranza dei parlanti SIPI e venetofono, anche se non era venetofoni di origine, perché diventa lingua della società, non solo family language, ma anche society language. Quindi a livello, è quello che dicevo un discorso del prima dei vorà, che ai vorà che è il family language e ognuno tiene il suo, i furlani il dise, i parla in furlan, perché quella è la sua lingua di famiglia. Ma il society language è diventato il veneto e non che se casi in te storia dell'umanità che se mette insieme tre lingue al 33% e vi fa il risultato che se il 33% smissiotto di tutto, ma non è così, non funziona così, specialmente se una delle parti che ha una stragrande maggioranza e se che altri si sa abituare dalla storia a percepire il veneto, e questo è il caso dei furlani e lombardi orientali, come la lingua di riferimento. Ma se da quando i veneti arriva in Brasile,
i veneti, i nord italiani, diciamo, arriva in Brasile nel 1800, temo conto nell'anno 1900, è mezzo millennio che i furlani riconosce che il veneto è la lingua di riferimento della società, in senso ampio. Non possiamo ignorare questo elemento qua. La storia che ha bisogno di entrare sui nostri ragionamenti. È quasi ipotesi però, teorie, finché non si fa vedere un testo e si capisce cosa che abbiamo per mano. Veniamo a vedere. Se vede qua, mi dico se si vede le parole, si vede grosso modo. Sì, perfetto. Allora, per esempio, in rosso le robe che Gesè e non se venete, se italianismi, o che non Gesè, ma varia da essere perché fosse veneto, e dunque se italianismo. Chi che non parla brasiliano, el va in gaera. Gli altri che si deve fare il corso con Fernando, le gara già detto, queste robe qua. Per esempio, qua, perché su prefettura le Ogostrica, questo si poteva Ogostrica perché essendo una parola assolutamente tecnica, non è una questione di lingua o non lingua brasiliana, portoghese brasiliano, è proprio un termine tecnico, e dunque questo tira via, su prefettura è un termine tecnico. Così anche per i numeri, perché il numero qua, per esempio, 1944, non sapremo, se l'avessi scritto in lettere, potrei dire che il numero è veneto. Ma siccome l'ho scritto in numeri, in cifre, non posso dire se lui diceva 1900, per esempio, e ora là io dovevo metterlo in un'altra condizione. Così anche i cognomi, i nomi di persona. Ecco. E ora qua vedi in rosso le italianizzazioni piene. Questa sta qua, con invece di co, non invece di no, dove che i discendenti, queste quasi italianizzazioni piene. Per esempio, Lombardi, da qua, Lombardi, qua che daria una N in Veneto, però sappiamo che i parlanti si abituati, si costumai a scrivere la M perché tante volte si impara a scrivere avendo in italiano in mente. E ora go a stare questo elemento perché anche a tanti testi veneti si scrive l'om, in realtà sarebbe, come si dice, sarebbe l'om, cioè si scrive in un modo ma si pronuncia anche altro. Dunque go a stare questi aspetti che siete mera ortografia. Go considerare solo i termini dove che vediamo chiara la pronuncia che si vuole avere da dire. Per esempio anche finestra, anche negli altri qua adesso diciamo finestra, anche se il termine corretto è fenestra. E ora sta quasi in italianizzazione, che non è mia una sua da vi altri, ma è una italianizzazione che avviene da qua, esatto, esattamente. È una italianizzazione che ha fatto l'usato, che l'usato mostra, ma che non ha del Veneto brasiliano, è un'italianizzazione già del Veneto pre-emigrazione. Bon, altre robe da vedere. In sto color qua, aspetta un attimo, cosa era il Veneto, mi pare, no? Carattere tipicamente veneto, assente in italiano, presente in altre lingue del settentrione. Qua ho considerato da un lato il lombardo, da che altro il furlan, come che avevo detto prima. Ecco, o perché questi quasi tratti, i veneti, che magari sei anche a lombardi, ma non sei furlani, o il contrario, che sei in veneto in furlan, raramente, ma non che sei in lombardo. Vabbè? Ecco, sta roba qua l'avevo fatta a me per la prima volta, di conseguenza sarebbe opportuno che fosse fatta per altri testi, che fosse revisionata e che fosse fissata anche alcuni parametri di quantità di valore di certi cambiamenti. Ma, per esempio, qui invece in violetta, se non mi ricordo mai, aspetta che torno, tratti di corrispondenza veneto-italiano assenti sia in lombardo che in furlan. Per esempio, torniamo alla parola lombardi. Qua ho segnato la O come roba veneta e italiana, ma non lombarda e non furlana. Né lombarda né furlana. Perché? Perché in lombardo si dice Lombard. Qua U. Prima roba.
Seconda roba, quello che vi ho detto prima, è il Furlan qua, sui plurai, e mi mette a S. Probabilmente metteria, se non mi ricordo mai, metteria Lombardis o Lumbardis. Adesso forse d'avanzo se sa meglio di me, visto che lei ha avuto alcuni contatti con i parlanti furlanofoni più di me. Però il carattere certo è questo qua. E ripeto, questo qua non è un lavoro definitivo, ma è un lavoro che bisognava scomissiare e bisogneria portare avanti, perché l'è così che si quantifica, che si capisce, se c'è il corpus e se traccia, se tira l'immagine di un ragionamento sulla lingua, che deve essere, secondo me, per forza così da essere portato avanti. Questo qua è un brasilianismo, per esempio, il crime. Crime, evidentemente, è una parola portoghese, perché in Veneto sarebbe eventualmente il crimine. Sto parlando la parola vecchia corretta in Veneto, e parte criminale, si diceva in Veneto, sul veneziano del diritto, sul veneziano della giustizia, ma in italiano non si dice parola crimine, si dice reato, per esempio. Quindi non è una parola italiana e non è neanche la versione fonologicamente veneta della parola, è proprio una parola che viene dal portoghese. Cognoscida, anche qua, sta qua è il verbo cognoscer, lo avevamo tutti quanti, che sembra in Veneto, ma la forma così, fonologicamente, la è alla brasiliana, no? So, vegnesto, stomo, le vegnesto dentro. Vegnesto participio passà alla veneta e che sia solo in veneto, non che sia in lombardo, non che sia in italiano, non che sia in portoghese, non che sia in furlano. Sto qua ecco, sì, è perfetto, conoscesta, sto parlando appunto quello che è il participio passà tipicamente alla veneta. Adesso che penso, mi sto io domandarmi se il Gese magari in Furlan, perché potrebbe anche essere che sia, ma a memoria mia, che avevo fatto la verifica, non avevo catà participi passai così con sta forma che non sapevamo neanche bene da dove che la viene, perché è un po' strana, forse è un'avanza ora dal passare moto del latino. Forse, non so, non si sa. O magari è una somiglianza con altri participi passai irregolari, tipo visto, per capirsi, no? Ecco. E invece del duo visto e ora vedesto. Potrebbe essere che questa è una ipotesi. Peraltro, qual è il problema? Che quando che si parla di Veneto, ormai abbiamo una buona cognizione della sua struttura e della sua standardizzazione. Quando che si parla invece di niente, ma quando che si parla invece di Furlan, già là si riesce già meglio a avere riferimenti effettivi su come è il Furlan. Sebbene che le piene varietà interne anche a quello. In tal caso del lombardo invece la difficoltà aumenta, perché ci sono diverse macro varietà del lombardo e par de P che se manco conoscenza e non che sia un ente di riferimento prevalente del lombardo, dove che si possa dire che disime cose che riconoscivo altri di essere lombardo, questo testo qua. Ma per farvi capire, ripeto, sta roba non è una mia definitiva, però è il passaggio che bisogna pur fare per poter dire cosa che è sto veneto brasiliano, sto italiano, e perché il chiama italiano invece di chiamare veneto brasiliano come che si aveva sempre fatto. Tanto se che qua vi faccio vedere un altro poco, vedi qua, urlando, in Veneto urlare non esiste, si dice cigar principalmente, no? E anche altre parole, ma urlar nemmeno, visto che in Veneto si dice manco, e neanche a disarissimo, invece che nemmeno se proprio una versione, diciamo, italianizzata. Qua la difficoltà è capire se veniva questa italianizzazione prima o dopo, perché è un'indicazione anche quella. Sta di fatto che se uno va a analizzare complessivamente, non so sta buon perché non ha servito
cattare se anche che avesse questo, cattare un coeor apposta, fa i furlanismi rento il testo, non lo gavaria doparà perché non dico catai, non è che elementi principalmente furlani che fa se dir è ciò quasi una influenza del furlano. No i gese. E se noi gese, da dove vengono fuori sto 4,5%? E ora, o il relatorio dell'IFAN dell'Estate del Cascino do Sul, o semplicemente non ha detto come che si è fatto sto Veneto, ha detto che si è fatto, che penso che sia così, ha detto che l'è fatto che ha influenza, che non è puramente solo Veneto, ma nessuna lingua al mondo è puramente solo se stessa. In italiano è il problema che continua a entrare parole dell'inglese. Quando che in fin dell'800 e del 700 si aiutava a entrare parole del francese, ma in inglese che se parole venete, come gazzetta, per esempio, come quarantena probabilmente viene proprio dal Veneto, e arsenae. Quindi nessuna lingua la se immutabile a se stessa. Niente ne tocca di conseguenza come diciamo autori del Veneto. Cosa vuol dire autori? Mi piace parlare questa parola perché autor vuol dire quello che scrive, no? È un autore e scrive. No, autore etimologicamente vuol dire quello che fa augere, quello che fa crescere. Dunque, chi che si occupa del Veneto, imparandolo, doparandolo, scrivendolo, ascoltandolo, contribuendo, lavorando che sopra, è un auctor. E dall'auctor, quindi quello che fa, che crea in la lingua, già da là che viene fuori l'auctoritas, quindi l'autorità sulla lingua. Autorità è semplicemente aver fatto tanto. Ecco, siccome che i veneti sono bravi a fare, quello che ne aspetta agli altri, più che contestare, che serve fino a un certo punto, è fare, creare e mostrare quei fatti, più che quelle parole, che una visione linguistica la funziona perché? Perché solo vedendo la cosita i conti torna. Se invece andiamo a pensare che il 4,5%, siccome che il 4,5% dei parlanti veniva dal Friuli, allora il 4,5% del italiano è furlan e dunque non si può chiamarlo Veneto perché in realtà è italiano, se ragioniamo così, abbiamo la prova immediata che questo ragionamento è falso. Quindi o il relatorio è sbagliato e su alcuni punti è sbagliato, se vuoi adesso vi faccio anche vedere qua, perché è scritto per esempio che sta lingua che è in Brasile la deriva dall'italiano. Ecco, sta roba qua, letta sta roba qua, se puoi ciappare, sarare e andare via. Che non è possibile pensare che questa struttura morfosintattica, grammaticale e anche fonologica e lessicae, non si può pensare che questa roba qua, che si motivo vedere qua, la sia italiano, né che il Veneto derivi dall'italiano, perché non c'è nessun professore universitario e neanche nessun studente universitario che puoi dire o pensare, neanche pensare a una roba del genere. Se puoi dire che sociolinguisticamente il Veneto è un dialetto, in tal senso che è limitato in l'uso che si è consentito in verità. Ma dal punto di vista della genealogia linguistica, il Veneto viene fuori dal latino tanto come il portoghese, l'italiano o il francese. È fradei. Se uno dice che siccome che mi sono fradeo, sebbene che so più vecchio, so più piccinin di altezza, e invece me fradeo italiano è più grande di me, di conseguenza se me pare, mi c'ha posto qua e che dico descante te. Perché ho capito che l'è più alto di me, ma siccome che uno mi son canfia più vecchio, no. Seconda roba, sappiamo tutti che è il nostro pare, adesso ho voluto dire che me fradeo pisone, solo perché l'è più alto di me, lei me pare. Questo è il livello che si potrebbe vedere su questi ragionamenti che mi tocca vedere, che mi guardo con delle volte ridendo, delle volte mi arrabbio, perché non si può dire queste robe qua. Ma al di là di questi errori qua, che può essere chi intendesse dialetto e quindi
siccome che in Italia se usa il termine dialetto in maniera sconfondesta, si dice dialetto sia per l'aspetto sociolinguistico che per l'aspetto genealogico della lingua, e ora un autore da fuori mi tocca scusarlo e dire, come si dice, non dargli a colpa, perché se da fuori uno legge i testi italiani e non sa il contesto, e rischia di far confusione, di credere che in Italia il veneto possa essere considerato un dialetto in senso genealogico linguistico dell'italiano, e invece no, tutti sa che è una lingua differente, solo che sociolinguisticamente è trattata come dialetto, ma non lo è un dialetto. L'è un signor che viene trattato da servo, ma non si può dire che non capi il sangue nobile. Non so se mi so spiegare. E se fradeo di che altro, solo che viene assai il servizio di che altro fradeo, ma se è fradeo non è servo. E ora da fuori sta confusione poi ecco, conosciuto, perfetto. Dicevo che se noi altri guardiamo invece appunto le percentuali del relatorio, allora se intende dire che i parlanti viene da che zone là, sono queste percentuali qua, allora siamo d'accordo, può andare bene questa roba qua. È un dato di fatto importante da sapere, niente da dire. Però o il relatorio intendeva traspondere queste percentuali sulle origini dei parlanti in la costituzione linguistica dell'italiano e dire che di conseguenza il 4,5% dell'italiano è furlan, e ora sta roba è falsa e antiscientifica. Se invece noi intendeva sta roba qua, cosa che mi penso, e ora intendeva solo dire che l'origine delle persone è 4,5% dal Friuli, la domanda da farsi allora è un'altra. Su che base si dice che il Veneto, che l'italiano sarebbe un smissiotto del Veneto e altre lingue? Perché se questa che queste percentuali non ha la prova, e non ha la prova, vuol dire che la prova manca. Ecco un punto, secondo me, fondamentale. Perché o a prova si è sbagliata o si è fatto un'affermazione senza dare una prova. E opzioni queste qua, non che ne vedo delle altre. E di conseguenza la roba più importante sarebbe quella che a livello universitario se facesse veramente un studio sul corpus linguistico del Veneto brasiliano. E se poi anche continuare a chiamare italiano, bisognerebbe spiegare perché, visto che mi ho sempre sentito, mi è stato detto di questa famosa nonna che ha domandato come che ella magari chiamava la lingua che loro parlava, no? Forse abbiamo sentito tutti questa frase qua. E sta nonna aveva risposto: mi so italiana e parlo italiano. O forse solo l'ultima parte, mi parlo italiano. Mi ricordo di cosa veniva sto non se una persona che mi ha sentito parlare in Veneto ha pensato che mi parlasse in spagnolo, no? Era un tassista là a Porto Alegre. Ma non mi ha domandato se ero di parlare spagnolo, e mi ha domandato se ero di parlare argentino. Che vuol dire che persone che non studiare questa materia delle lingue le pensa che il Stato ha la sua lingua, anche se l'argentino è spagnolo o argentino, come che il brasiliano esiste sì, ma se mi domando cosa che è, dico è portoghese brasiliano, no? Come che fosse una classificazione scientifica del linneo, no? Canis familiaris, quindi che sia il genere che la specie dentro. E di conseguenza, quando che noi altri parliamo di italiano, se puoi dire sì, siamo tutti italiani, perché questa è l'origine, no? Però cosa sei che parliamo? Non possiamo dire di parlare italiano, ma neanche di parlare italiano, perché italiano
è il modo veneto di dire italiano. Cioè, se mi so italiano, perché vengo da dove? È dall'Italia. Ah, e allora vuol dire che italiano vuol dire italiano. Cioè, è una semplice questione di analogia linguistica. Uno e uno fa do, e di conseguenza do e do fa 4. E ora italiani sì, perché viene dall'Italia, e, ma quello che si parla è Veneto. Se è un Veneto puro, neanche il Veneto di qua è un Veneto puro. Come che l'italiano non è un italiano puro, perché ha dentro parole del francese, ha dentro parole dell'inglese, ha dentro strutture del francese, ha dentro parole venete, giocattolo in italiano del Veneto. In italiano, sui libri, c'era scritto balocco. Non ho mai capito cosa che voleva dire balocco. Pensavo che fosse i baiote, i baiocchi, il baiocco de neve, il baiocco. In italiano si dice balocco, però è un termine talmente ora che in tutta Italia si dice giocattolo, che viene dal Veneto giocattolo. No? E ora vuol dire che l'italiano non esiste perché ha dentro parole ciao, perché ciao sei Veneto e ora l'italiano sei italiano. No, è il discorso del prima del gatto col zucchero sopra. Ecco, e ho parlato esattamente mezz'ora in P di quello che pensavo, però insomma avevo visto, per qui che riesco a vedere qua, avevo visto ciapadi e interessati, di conseguenza spero di aver fatto anche un buon servizio a entrare pin dentro Narento sopra quante di queste robe qua. Con questa qua che finito la mia presentazione e se avevi caro, se avevi modo, volentieri risponderia a qualche domanda, qualche riflessione o qualche contestazione che mi piace tanto. Vabbè, grazie intanto.